Abbiamo fatto una campagna elettorale che parla dei temi, delle vere priorità di questa regione, che è l'alto consumo di suolo, una regione governata dalla Lega, quella Lega che in Italia è governata da Salvini, quel ministro delle infrastrutture che ha preferito sottrarre 15 miliardi di euro per il ponte sullo Stretto di Messina, azzerando il fondo per la manutenzione delle strade e dei ponti del nostro paese. E qui in Veneto si vede. Applausi a scena aperta nella sala della biblioteca di Sant'Antonino per il segretario Bonelli, di ritorno dalla COP30 a Belém in Brasile, dove il tema del consumo di suolo e del cambiamento climatico sono stati al centro del dibattito. Ferite aperte anche nel Veneto, specie quando si parla di superstrada pedemontana, un buco nero nel bilancio della regione. E Salvini su questa infrastruttura dice che è un esempio da esportare. Vede, io vorrei fare una battuta, forse è il caso che esportiamo Salvini all'estero e miglioriamo l'Italia. Una chiusura di campagna elettorale per Alleanza Verdi-Sinistra davanti ad una sala gremita ed attenta. Mai come questa volta la sensazione è che serva dare una sterzata alla politica regionale cambiando il timoniere. Bisogna votare Giovanni Manildo perché 30 anni di centrodestra in Veneto ci hanno lasciato un'eredità negativa per quanto riguarda i giovani che sono andati all'estero e non vogliono restare in Veneto. Per quanto riguarda l'ambiente, abbiamo una regione che è tra le più cementificate, inquinate d'Italia, e non parlo solo di inquinamento dell'aria, anche dell'inquinamento delle acque da FAS e soprattutto da residui di pesticidi. E poi perché abbiamo bisogno anche di una nuova politica energetica che punti alle rinnovabili, che non punti al nucleare come vuole il centrodestra, e poi abbiamo bisogno anche di una mobilità sostenibile, quindi basta grandi opere, ma abbiamo bisogno di opere come la metropolitana di superficie, che sappiamo essere stata sacrificata sull'altare della superstrada pedemontana veneta, che sta drenando tutti i fondi che dovrebbero essere invece destinati alla sicurezza stradale e alla mobilità sostenibile.